Sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295 costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 all'Iforna 7 di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235 trevahome.it. Lecco e Seregno si affrontano a Regamonti Ceppi, penultima giornata di campionato. Seregno che vuole evitare la retrocessione diretta in Serie D. Lecco a difesa del quinto posto in classifica nel girone A. La volata finale con Triestina e Pro Vercelli. 4-4-2. Torna al modulo tanto amato Mister De Paola. Subito sostituzione nelle file della squadra ospite. Dentro Jimenez che batte la punizione. Il colpo di testa alto di Solcia. A uscire Raggio Garibaldi che si infortuna proprio nei primi minuti. Jimenez lo sostituisce. Nepi, la sua azione travolgente, poi la conclusione non altrettanto. Rimane solo 0-0, 31esimo. Non molte le occasioni, a dire la verità, nella prima mezz'ora di gara. Qui il fallo di Enrici. Arriva il giallo per lui. A terra vitale. L'arbitro che è il signor Valerio Maranesi di Ciampino, che usa molto il cartellino nel corso del primo tempo, ben 6 volte. Punizione Morosini. Lupu senza problemi. 40esimo. Si distende a destra il Seregno. La torre di Gomez e poi la conclusione forte di Jimenez. Alta, Morosini ancora dal piazzato, ma troppo morbido. Lupo non ha problemi. 43esimo. Ancora il Lecco con Buso. Sterza sul destro, alla palla dentro il pallone. Nepi che arriva puntuale al gol, il secondo in blu celeste. Vantaggio del Lecco nei secondi di recupero del primo tempo. Grande scelta di tempo di Alessio Nepi. Lo rivediamo. Qui però è bravo Buso, la sterzata, si mette la palla sul destro, cross perfetto. Nel cuore dell'area l'inserimento coi tempi giusti di Nepi. Difesa del Seregno però qui rivedibile, che viene data grande libertà al centravanti del Lecco. Inizio ripresa, Gomez alleggerisce sulla destra per Mandorlini, poi il colpo di testa, arriva alla conclusione di Jimenez, deviata da Marzorati in calcio d'angolo, brivido per Pissardo. 62esimo, il cross dentro e poi qui Enrici va a travolgere Vitale che chiede il cartellino rotolandosi. L'arbitro non ha dubbi, perché non si possono avere dubbi probabilmente su questo tipo di intervento. Gioco pericoloso di Enrici che travolge l'avversario. Allora Lecco in 10, punizione di Jimenez, gol del Seregno. Pissardo non impeccabile, viene colto e sorpreso dall'inserimento di un giocatore Seregno che non riesce però a toccarla. Rivediamo la punizione. Jimenez batte forte, teso, arriva Dell'Agnello che però non riesce a toccarla, ma tanto basta per ingannare Pissardo. 70esimo, 1-1. Dall'angolo il colpo di testa di Battistini, non va poi così lontano dalla porta di Lupu. Corellecco, palla a centrocampo, giostrata bene da Kraja per Purro, entrato dalla panchina, a tempo per guardare l'inserimento di Vasic, anche lui subentrato a partita in corso. Piattone di Vasic alto, poteva fare qualcosa in più il numero 14 blu-celeste. 85esimo, lancio lungo, Gomez qui riesce a vincere il contrasto con un avversario, va a calciare, incrociando con il destro, chiude troppo però il suo destro, palla fuori. 89esimo, punizione di Purro, in mezzo il colpo di testa, palla che finisce fuori. Il Lecco non riesce a creare pericoli. Finisce così allora la partita, che si avvia
a un pareggio 1-1 che accontenta poco entrambe le squadre, che dovranno guadagnarsi l'obiettivo finale nell'ultima giornata di campionato.